19ª giornata nel campionato di Serie C di calcio a 5. Al Palagozzano va in scena il derby padovano tra Antenore Sport Padova e Vigoreal. L'Antenore ci arriva dopo il pareggio della settimana scorsa che ha interrotto una striscia di 10 vittorie consecutive. Gli uomini di Rozzato sono comunque ancora in testa alla classifica, anche se a pari merito con la compagnia Malo. Passano 2 minuti e l'Antenore sblocca così il risultato con un gol splendido, un vero e proprio gioiello del capitano Federico Crepaldi, che si dimostra in formissima, bellissimo. Il suo destro al volo su azione d'angolo che si insacca sotto l'incrocio, veramente un gol splendido per l'Antenore, che sblocca il risultato ma rischia subito. Qua deve parare Mingardo sul tiro di Meneghello. Poi un'azione simile poco dopo e Simonetti a presentarsi solo davanti al portiere, che però chiude ancora così la sua porta. L'Antenore ci riprova con Franceschini, che qua però non è molto fortunato. Poi prova ancora ad andare in verticale la formazione di Rozzato, il lancio per Cabral che non riesce a segnare, si scontra anche con il portiere, verrà anche ammonito nell'occasione. Il 2-0 però nasce da questo lancio lungo di Mingardo che vede Cinquino, che insacca, così è decisivo però lo splendido stop del numero 22 dell'Antenore, che con l'esterno destro in pratica beffa un difensore e il portiere, segnando a porta vuota. Gran bel gol anche per il 2-0, ma ripetiamo che il Vigoreal non è affatto uno sparring partner e rientra subito in partita con questo gol di Giommoni su assist di Scotton. 2-1 quindi al Palagozzano, la partita aperta, e potrebbe chiudersi anche sul 2-2 il primo tempo, ma è provvidenziale questo intervento in scivolata di Cinquino. Si arriva nella ripresa, mette subito le cose in chiaro ancora il capitano Crepaldi, doppietta con il destro potentissimo sul secondo palo. Dopo 2 minuti e mezzo del secondo tempo l'Antenore trova il gol del 3-1, ma il Vigoreal non ci sta, continua ad attaccare. Qua sfiora il gol su azione d'angolo, poi ancora è decisivo Cinquino, proprio come nel primo tempo, anticipare un avversario proprio sulla linea di porta. Qua invece è Savio, non riesce a colpire da 2 passi, ci prova in tutti i modi il Vigoreal, anche con il portiere di movimento non è fortunata e viene beffato negli ultimi istanti di partita dalla tripletta di Federico Crepaldi, che segna praticamente dalla propria area di rigore. È la giornata del capitano, che festeggia così la tripletta, ma soprattutto il ritorno alla vittoria per l'Antenore Sport Padova, che batte 4-1 il Vigoreal e torna in testa da solo, complice il pareggio della compagnia Malo. Antenore solo in testa alla classifica e che venerdì prossimo farà visita al Futsal Godego.